Visite ai degenti limitate e scanner termici per controllare la temperatura a chi entra nelle sedi dell'ospedale. Così l'azienda ospedaliera di Padova irrigidisce le sue policy nel tentativo di contenere il contagio. 27 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. Giorgio Bonomi con Marco Madini. Sono pazienti che hanno un'età mediana di 68 anni, sono relativamente in buone condizioni di salute. In questi giorni abbiamo deciso di trasferirli in maniera un po' preventiva, in primis perché queste polmoniti interstiziali, se anche supportate da un punto di vista ventilatorio in tempo, hanno una prognosi decisamente migliore. 27 contagiati ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva con le complicanze della polmonite che li costringono a rimanere attaccati alle macchine per respirare. Ma all'azienda ospedaliera di Padova, centro di riferimento regionale per la gestione dell'epidemia coronavirus, questi numeri cambiano continuamente. Ogni giorno si segnalano 90 accessi per controlli. Che tipo di esami gli vengono fatti? Facciamo il tampone nasofaringeo per la ricerca del virus, se i pazienti sono sintomatici o se ci sono delle motivazioni specifiche, altrimenti anche i casi di i contatti stretti di casi confermati vengono mandati al domicilio in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. La parola d'ordine è tenere separati i percorsi dei pazienti con sospetti di coronavirus da quelli degli altri visitatori dell'ospedale. Abbiamo reso disponibile 11 tende dove i pazienti si possono rivolgere, così non entrano in ospedale e limitano il possibile contagio. Per il personale sanitario sono giorni frenetici, molti fanno i doppi turni con mascherine e guanti che vengono continuamente ordinati visto che se ne utilizzano 10.000 al giorno, ma finora non si segnala nessun caso di contagio di infermieri o medici all'interno dell'ospedale. La nostra priorità assoluta è quella di garantire e di tutelare gli operatori, mettendoli in condizione di lavorare serenamente.